Buonasera a tutti. Grazie all'ingegnere Gianluca Panto. Adesso passiamo a presentare il secondo relatore, il professor Marco Bassani, che sono orgoglioso di avere qua a Conegliano, pensatore di dottrine politiche, ho visto anche studioso della tradizione americana e quindi è veramente un orgoglio averlo qui a Conegliano. Grazie. Grazie, veramente è un piacere mio, si dice, ma questo è vero, è molto vero. Riaggiustate le vostre orecchie perché l'accento cambia, ma insomma non di moltissimo. La cosa di cui dirò Veneto e non Veneto perché ci provo da tanti anni ma non ce la faccio. La cosa di cui vorrei semplicemente parlarvi questa sera è il fatto che non esiste una via nazionale, non esiste una soluzione nazionale al problema Italia, perché l'Italia deve essere il problema, non la soluzione del problema. E l'Italia è un problema per tutte le popolazioni italiche, dai lombardi ai veneti, e purtroppo bisogna riconoscerlo con grande chiarezza, è il maggiore problema anche di quelli che oggi ci appaiono vincenti nella distribuzione delle risorse in Italia, vale a dire le popolazioni del sud. Sono quelle le popolazioni che sono ancora oggi autenticamente massacrate dal sistema Italia, anche se sono coloro le quali percepiscono indebitamente dei redditi mai guadagnati. Ogni anno da parte della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna partono circa 100 miliardi che si perdono un po' nel raccordo anulare, ma che poi imboccano l'autostrada del Sole, la Salerno-Reggio Calabria successivamente, e l'unico modo per fermare e per ristabilire il declino, come diceva un piccolo movimento politico con cui ho avuto qualche rapporto, è proprio di bloccare questo flusso di risorse che va al sud. Cioè quella che viene chiamata residuo fiscale o rapina fiscale deve essere, a mio avviso, la prima molla che ci spinge verso l'indipendenza. Non c'è più null'altro da fare. Io sono un indipendentista funzionale, nel senso che se qualcuno riuscisse a dimostrarmi che è nell'interesse dei lombardi e dei veneti mantenere in piedi quest'unione, molto probabilmente cambierei idea. Tuttavia si tratta di quella che potrebbe essere chiamata una probatio diabolica. È totalmente impossibile dimostrare che è interesse dei lombardi e dei veneti stare all'interno di un'unione che costa ad ogni lavoratore lombardo 11.000 euro all'anno e ad ogni lavoratore veneto circa 6.000 euro ogni anno. Sono delle cose che può pagare, per carità, però poi chiede di preciso: ma posso almeno andare a giocare gratis a tennis, posso fare un bagno in piscina, cose di questo tipo? Assolutamente no, perché oltre a questo costo dell'Italia vi sono anche tutte le disfunzioni del sistema Italia, per cui in realtà paghiamo anche un governo costosissimo oltre a tutto ciò. Il problema serio è che la spesa pubblica nel nostro paese è di circa 840 miliardi di euro. Lo avete sentito dire? È una spesa che ritengono ormai incomprimibile, ormai se ne parla di tagliare, è chiaro, hanno fatto tutte queste cose con nomi abbastanza altisonanti, non la vogliono toccare. Stanno discutendo per trovare 4.000 euro. È come se nella vostra famiglia non riusciste a trovare 15 euro sul vostro budget annuale. Questo 53% del prodotto interno lordo che viene speso non è omogeneo per regione. La Lombardia, per esempio, ha una spesa pubblica che è circa il 40% del prodotto interno lordo. Il Veneto ha una spesa pubblica che è circa il 44% del suo prodotto interno lordo. Praticamente è un livello che si colloca tra il Baden-Württemberg e la Svizzera in generale. La Calabria, ad esempio, invece ha una spesa pubblica dell'83% del suo prodotto interno lordo.
il che non vuol dire che i calabresi mangiano il 17% di ciò che producono, altrimenti sarebbero tutti morti di fame. Vuol dire che quella spesa pubblica è alzata artificialmente da noi, dai lombardi, dai veneti e dagli emiliani, che non contestano in alcun modo e non hanno mai contestato effettivamente. Mi sembra che sia stato un partito che ha parlato di queste cose nell'ultimo quarto di secolo nelle nostre regioni, e tuttavia non ha mai contestato la rapina fiscale, che è aumentata costantemente nel corso dei governi in cui vi erano dei ministri di questo, cos'era, un partito, un movimento, non mi ricordo. Il problema serio è che ci troviamo al bivio finale del socialismo. Il socialismo, diceva Margaret Thatcher, ha un problema serio: i soldi degli altri a un certo punto finiscono, e quando finiscono i soldi degli altri bisogna usare i propri soldi. Ecco, questo è il momento in cui i soldi degli altri, che poi di solito sono i soldi dei lombardi e dei veneti, sono finiti. E il problema di questo paese è esattamente quello che si presentava una decina di anni fa in Argentina. L'Argentina era un enorme meridione senza regioni produttive. Quello che accade oggi in Italia è che le aree produttive sono di gran lunga sopravanzate dalle aree parassitarie, altrimenti la spesa pubblica non sarebbe al 53%. La spesa pubblica al 53% con queste enormi differenze regionali ci fa capire che in realtà questa, che è la più selvaggia ridistribuzione territoriale della storia dell'umanità che noi stiamo sperimentando in questa regione convenzionale chiamata Italia, in realtà è arrivata veramente al capolinea. Ma io vi chiedo, e lo chiedo anche ai nostri concittadini meridionali, se ha senso suicidarsi sulla tomba del Mezzogiorno, sulla presunta tomba. Mettiamo anche che il Mezzogiorno sia effettivamente in stato comatoso. Primo, è stato comatoso proprio perché continuiamo a mandare soldi e assistenzialismo. Nessuna popolazione nella storia è mai uscita, ha mai risolto i propri problemi con l'assistenzialismo. Dopo 50 anni di assistenzialismo puro, la comunità di colore in America ha, rispetto alle altre etnie, ha fatto passi indietro rispetto a quello che era la situazione del 1960. Sono diventati i clienti costanti del Partito Democratico, li utilizzano per vincere le elezioni, ma non hanno migliorato in alcun modo la loro situazione economica. E lo stesso possiamo dirlo delle popolazioni meridionali, che invece si sono fatte valere ovunque non siano considerati dei meridionali. Ma vi siete mai chiesti come mai i meridionali hanno successo ovunque appena lasciano il Mezzogiorno? Hanno successo a Milano, hanno successo a Berlino, hanno successo a New York. Non vi è differenza di reddito. Voi suonate nel condominio, chiedete la signora Brambilla, il signor Brambilla e l'Epore, suonate e chiedete i redditi, vi renderete conto che non vi è differenza, che tutte e due hanno avuto uguale successo. Perché? Perché quando vanno a Milano, a Berlino, a New York, smettono di essere meridionali e smettono di essere assistiti. Quando rimangono a casa loro non possono far altro che essere assistiti, e non è direttamente colpa loro. Quindi assistiti, vezzeggiati, e in realtà sai spesso la retorica di questo partito, non ricordo più il nome, era del fatto che noi eravamo la colonia, ma questa era una retorica sbagliata. In realtà è proprio il Mezzogiorno che è trattato come una colonia assolutamente improduttiva, in cui dobbiamo dare costantemente una enorme parte del nostro reddito. Per quanto riguarda la Lombardia si tratta del 34% della tassazione, cioè soltanto il 66% delle tasse dei lombardi vengono spese in Lombardia, per il Veneto soltanto un pochino di più, ma non significativamente di più. Il residuo fiscale si aggira in Veneto sui un po' più di 20 miliardi ogni anno. Bisogna però essere molto chiari: per contestare efficacemente il residuo fiscale bisogna ottenere l'indipendenza, non c'è niente da fare. Visto il sistema attuale, quello che vi hanno contrabbandato come la soluzione, un
sistema federale, che questo partito, di cui non ricordo il nome, non è mai riuscito neanche a darci un barlume di riforma federale. Lo sapete perché non ce l'ha mai fatta? Perché una riforma federale, diceva sempre il mio maestro Gianfranco Miglio, almeno fa capire immediatamente chi la borsa la svuota e chi la borsa la riempie, e fa capire che chi tiene i cordoni della borsa in realtà non sono coloro che producono i redditi. In ogni comunità la divisione tra chi produce le tasse e chi le tasse le consuma, chi vive alle spalle degli altri e chi invece vive del proprio denaro. Tutti noi all'interno della situazione dello Stato moderno siamo assolutamente convinti di essere in parte percettori di tassazione, in parte produttori di tassazione, cioè in parte di vivere alle spalle degli altri e in parte di produrre reddito. Non è vero. Vi posso analizzare in ogni momento la vostra situazione e farvi vedere se siete nella parte parassitaria della relazione o altrimenti nella parte, per così dire, parassitata, che viene in qualche modo in linea di conto, e qui si vede con grande chiarezza una soluzione, cioè c'è un residuo fiscale enorme, chiaro, un flusso di denaro che va oltretutto a distruggere la società del Sud, per cui in un certo modo la nostra prima immoralità è nei confronti dei nostri concittadini meridionali, i quali hanno il terrore delle loro stesse classi dirigenti e non vogliono minimamente l'autogoverno perché sono convinti di essere per lo più governati da farabutti. Lo siamo tutti naturalmente, ma loro in modo particolare. In generale la politica attira i farabutti, questo ovunque, in qualunque comunità, quindi se si sviluppa una propensione di un'intera popolazione verso la politica, è chiaro che saranno attirati verso la politica, in particolare i farabutti, e noi dobbiamo smettere di dare loro l'olio con cui in qualche modo oliano proprio le catene, le loro stesse catene e le ruote della politica. Recentemente tornavo in aereo e vedevo dagli Stati Uniti, quindi mattina presto si vedeva bene l'intera regione convenzionale di Nome Italia, e guardandola era chiaro che cosa teneva unito questa non nazione, ed era la geografia. Se voi lo guardate dall'aereo non c'è bisogno di andare molto in alto, però se lo guardate è del tutto evidente qual è l'unico strumento vero, reale, che tiene insieme questo paese, che ha spinto verso l'unificazione e così via, è chiaramente la geografia. Però la geografia non basta. Se noi andiamo a vedere la situazione politica reale di questo paese, in realtà è un'altra cosa che tiene insieme questo paese. E sarei tentato di parlare solo della Lombardia, della mia regione, ma in realtà in questo caso anche del Veneto, cioè la Lombardia ha dei tassi di evasione fiscale, ma anche il Veneto, che sono i più bassi d'Italia. Mentre ci danno anche continuamente degli evasori, ma è veramente l'opposto, cioè la Lombardia ha il 12,5% di evasione fiscale media, il che vuol dire 2 punti percentuali in meno della Baviera, e lo stesso Veneto è circa il 19%, quindi sono le uniche due regioni sotto il 20%. Questi dati sono di allora, sono un po' diminuite da allora, l'evasione fiscale sia in Veneto che in Lombardia è diminuita, in Calabria è l'85% e in Campania il 53%. Ma io sono contento, non voglio criticarli per la loro evasione fiscale, perché se pagassero tutto allo Stato sarebbero più poveri dei coreani del nord, e allora il residuo fiscale dovrebbe aumentare a 30-40 milioni per il Veneto, 150 miliardi all'anno per la Lombardia, e l'apparato, l'unico grande apparato produttivo mai costituito nelle aree di lingua italiana, sarebbe distrutto nell'arco di un anno, mentre secondo me ci mettono almeno 18 mesi se andiamo avanti con l'Italia a distruggerlo. La questione che molti non hanno compreso dei nostri concittadini meridionali, con i quali prima o poi dovremo parlare molto chiaramente,
è che loro sono convinti, alcuni di loro sono sicuramente più intelligenti di noi, però hanno capito come stanno andando le cose, ma si sono convinti di una cosa che non sta in piedi, vale a dire, va bene, distruggeremo l'intero apparato produttivo del Lombardo-Veneto e poi ci manterranno quelli del Baden-Württemberg, della Baviera, eccetera. I bavaresi non spenderanno mai un euro, lo sapete quanta parte, si lamentano molto i tedeschi, ma lo sapete quanta parte del prodotto interno della Germania fuoriesce dai confini nazionali? Lo 0,2%, questo fuoriesce. Noi in Lombardia e in Veneto lasciamo fuggire il 30-34%, il 30% del prodotto interno al di fuori delle nostre regioni. E perché? Perché in realtà i nostri non sono confini, e se non essendo confini andrà sempre così. Purtroppo la situazione è tale che soltanto l'indipendenza della Lombardia e del Veneto potrà porvi rimedio. Quindi in realtà, per concludere veramente, noi siamo soli con in mano tutto il fallimento italiano. Pensate che in Germania l'intera redistribuzione territoriale è di 11 miliardi. E i 3 lender virtuosi che pagano, 2 vogliono protestare direttamente, un altro ha deciso di passare a vie di fatto. Il totale è di 10 miliardi divisi tra Baden-Württemberg. Addirittura si lamentano enormemente di Berlino come ventre molle del paese perché ciuccia 3 miliardi all'anno, 2 settimane dei Lombardi, 2 settimane esatte in un anno Berlino. Quindi quando la prima considerazione da fare e definitiva è che lo schiavo fiscale è esattamente schiavo a tutti gli effetti. Quando una persona deve riscattarsi ogni anno attraverso il proprio lavoro e non può scegliere da uomo libero se lavorare per sé, per la propria famiglia, se non lavorare, se vivere d'ozio come tutti possono fare, ma deve riscattare i propri corpi ogni anno. Ma guardate che nel Medioevo la servitù della gleba è nata così. A un certo punto i carichi fiscali erano diventati così grandi che hanno alzato le mani e hanno detto va bene, siamo i vostri schiavi, però almeno non dobbiamo ogni anno lavorare per ripagarci e per ricomprare la nostra libertà. Se vogliamo finire schiavi effettivi, questa è la via sicura e certa. Quindi in realtà tutto quello che abbiamo fatto, che abbiamo concluso, non è stato utile in alcun modo nei confronti dei nostri concittadini meridionali. Ha distrutto la società del Mezzogiorno e non esiste un piano sud. Nessuno ci sta raccontando lo faremo ancora per 3 anni, ma poi costruiremo, abbasseremo gradualmente la rapina fiscale perché nulla. Non se ne parla e basta. Nessuno lo giustifica dal punto di vista etico. Non c'è una teoria della giustizia della rapina fiscale. C'è la rapina fiscale e basta, perché è un sistema chiamato Italia, ma non esiste nessuna giustificazione di carattere etico, nessuna giustificazione di carattere utilitaristico. Non è utile a nessuno, sta distruggendo l'economia del nord senza salvare in alcun modo la società del sud. Vi è un dato, e con questo veramente concludo, che spiega veramente il dramma italiano e perché certe logiche continueranno ad essere favorite al sud e certe altre saranno almeno tentate, certe vie in Lombardia e in Veneto. Per ottenere un euro di spesa pubblica sul proprio territorio, in Calabria devono pagare 27 centesimi, in Lombardia 2,40 euro, il che vuol dire che il rapporto tra ciò che si dà e ciò che si riceve tra la Lombardia e la Calabria è di 1 a 10. Ciò che si riceve non è nulla, lo sappiamo, perché alla fine è sempre lo Stato italiano, che vuol dire che veramente, come sappiamo tutti, che dare i soldi allo Stato è come prendere, buttarli nel gabinetto e tirare lo sciacquone. Questa è una cosa del tutto evidente. Tuttavia, per generare 1 euro di spesa pubblica in alcune regioni basta 1/4 di euro, in altre ci vogliono 2,5 euro, il che pone un rapporto da 1 a 10 per ottenere lo stesso. Che questo stesso sia nulla lo sappiamo benissimo, eppure pone un problema enorme di giustizia territoriale. Ecco, io ho il massimo rispetto per tutte le questioni identitarie che probabilmente in Veneto sono anche più sentite che in Lombardia, però credo che la prima parte e fondamentale di una identità di
questo caso oserei dire lombardo-veneta, sia quello, siamo gli schiavi fiscali di altre regioni del paese. Dobbiamo smettere di essere. Grazie.